Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, un altro giorno di attualità, di cronaca, di politica che vi racconteremo nei dettagli. Partendo da quello che sta succedendo a Roma, gli occhi di tutta Italia, anche delle amministrazioni locali, sono puntati sul governo e sulle decisioni che si stanno prendendo sul fronte del coronavirus, con il ministro Speranza che ha appena riferito in Parlamento. Vedremo alcuni stralci del suo intervento. Ha di fatto annunciato le linee guida del nuovo DPCM che è atteso in serata, forse nella giornata di domani, ma questo lo chiederemo fra qualche minuto anche ad Achille Variati, sottosegretario all'interno, che si collegherà con noi. Ma andiamo con ordine e partiamo dai dati del coronavirus in Veneto che sono appena arrivati in redazione prima di sentire Speranza. Sono 116 i nuovi casi di positività registrati nella notte su tutto il territorio regionale. Ci sono stati anche 3 decessi rispetto a ieri sera. Un attimo solo vi mostro nel dettaglio la tabella. Vedete 2198 i decessi dall'inizio dell'emergenza. Ieri sera erano 2195, 3 decessi quindi che si sono registrati, uno a Venezia, uno a Verona, l'altro a Vicenza. Sul fronte invece del contagio resta maglia nera la provincia di Treviso con 30 casi, seguita a ruota da Venezia 25, poi Verona 20, Padova 16, Vicenza 12, Belluno 10, 1 Rovigo. Il dato di Belluno non è da prendere alla leggera, perché dobbiamo sempre poi relativizzare i numeri. Belluno ha una popolazione che è un quinto di fatto quella di Treviso e 10 casi non sono pochi. A Belluno sta incidendo il focolaio del Comelico che vi stiamo raccontando da giorni, e anche l'aumento di casi che si è riscontrato nelle ultime ore in casa di riposo a Cortina, quindi i fronti aperti sono numerosi. Ieri per la prima volta sono entrate in azione, ve lo abbiamo raccontato, le squadre anti-Covid nelle scuole del Veneto. È successo a Conegliano e a Bassano, quindi di fatto in aula, in classe sono intervenuti i sanitari per tamponare appunto i ragazzi. Questa è una nuova modalità operativa partita proprio da Treviso. C'è stata poi l'ordinanza della Regione del Veneto ed è quindi un nuovo modus operandi che da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi, contrassegnerà il rapporto tra Covid e scuola. Vi dicevo, Roberto Speranza è pronto il primo contributo. Sentiamo cosa ha detto sul fronte del nuovo DPCM. E però la chiarezza deve portarci a questa valutazione, e voglio essere su questo molto chiaro e molto netto. I risultati non sono risultati acquisiti, non sono acquisiti per sempre. La sfida è aperta e tutto si rimette in discussione ogni giorno. Per questo bisogna insistere e continuare su quella linea della prudenza che io credo finora ci abbia guidato. E questa è la ragione di fondo per cui il Presidente del Consiglio ha già annunciato pubblicamente che la valutazione del Governo va nella direzione di una continuità rispetto allo stato d'emergenza fino al 31 di gennaio. Io credo personalmente che questa valutazione sia semplicemente corrispondente allo stato reale del Paese. L'emergenza non è finita, questa è la semplice verità con cui dobbiamo fare i conti. E per noi è fondamentale mantenere quell'impalcatura istituzionale che abbiamo costruito in questi mesi. Questa impalcatura istituzionale che gravita attorno alla protezione civile come soggetto fondamentale, ai suoi poteri di ordinanza, al commissario straordinario, al ruolo del comitato tecnico-scientifico che ha aiutato con un ruolo importante di supporto il governo, le regioni,
persino i soggetti sociali nell'individuazione di strade adeguate anche in questa stagione tutt'altro che facile di convivenza con il virus. Questo quindi Speranza, lo avete sentito, si va verso la proroga dello stato di emergenza fino al 31 di gennaio. Ci sono poi anche delle conferme per quanto riguarda le mascherine all'aperto. Sarà introdotto l'obbligo quasi sicuramente. Anche su questo si è soffermato brevemente Speranza, sentiamolo. Io vorrei, prima di arrivare a questa parte, offrire alcuni dati di scenario, perché poi ritengo che i numeri su cui ogni giorno ci confrontiamo siano l'elemento da cui far partire le valutazioni che poi ci portano ai diversi provvedimenti. Ed è sotto gli occhi di tutti che il quadro internazionale, il quadro europeo e anche il quadro nazionale segnali oggettivamente una mutazione di fase rispetto ai mesi passati. Vorrei partire dentro questo contesto da alcuni dati di carattere internazionale. Il primo, quello del numero dei contagiati nel mondo, che è arrivato a superare il dato di 35 milioni e, come è noto, nei giorni scorsi il dato dei decessi avvenuti per via del Covid ha superato ben 1 milione di persone. Ecco, questi i numeri che poco fa Speranza ha dato alla Camera, poi ci torneremo anche sull'obbligo della mascherina che interessa ovviamente a tutti noi, ma siamo in grado adesso di collegarci, lo vedete alle mie spalle, con il sindaco di Venezia, Brugnario. Siamo in diretta perché il nuovo sindaco, il sindaco uscente riconfermato, sta annunciando i nomi della nuova giunta. Colleghiamoci con Venezia. È semplicemente l'idea che siano i cittadini che sono quelli che sono di fatto beneficiari di quel provvedimento, o addirittura sono quelli che vengono penalizzati da quel provvedimento, di poter esprimersi democraticamente in un consiglio comunale, dove la città decide cosa fare, dove decide le priorità, decide quali sono le soluzioni più meritorie. E le soluzioni non importa da che parte arrivino, sono soluzioni, sono idee. Solo che queste idee ne hanno poche e confuse, perché le navi, vi voglio ricordare che l'MSC ha cominciato le crociere da Trieste, e ci sono delle persone che non prendono uno stipendio da febbraio. E sono cose gravi queste qua, l'abbiamo detto, lo stiamo ripetendo. Qualcuno si sta assumendo delle responsabilità gravissime. Questo riferimento non è fortuito al ministro De Micheli. Gravissime, perché non si può sempre sentire Ferrazzi e come si chiama? Pellicani e Martella, che continuano a pontificare sulla città, continuano a parlare sulla città, ogni volta che mettono le mani fa un disastro. Possibile che non riescano a parlare col sindaco prima, ci facciano vedere i loro progetti, le loro idee prima, poi continuano a fare la loro strada, ma magari gli spieghiamo che stanno sbagliando, non sono cattivi, ma sbagliano, non stanno facendo gli interessi dei cittadini veneziani. Quali interessi fanno questi soggetti? Hanno in mente il congresso del PD, ma è l'ultimo dei problemi che hanno i cittadini il congresso del PD, o perché il PD ha perso o è stato distrutto, se più o se meno. Non ci interessa questa tematica, ci interessa che questi vanno continuamente a fare decreti contro la città. Questa è la realtà, ed è la realtà che esprimono i cittadini veneziani. Se ne facciano ragione tutti, questa è la democrazia. Buon lavoro alla giunta. Ecco, torniamo in studio, è un attacco frontale, abbiamo sentito uno stralcio del discorso introduttivo di Brugnaro, fra poco ci collegheremo con Venezia e anche con il sindaco, un attacco frontale al Partito Democratico sulla gestione della città, il braccio di ferro tra l'altro che si profila all'orizzonte da qui alle prossime settimane proprio tra Comune e Governo su quelle che saranno le competenze del
dell'Agenzia per la Laguna istituita con il decreto agosto proprio dall'esecutivo, ma abbiamo una voce autorevole dell'esecutivo nazionale con noi per fare chiarezza su tutti questi punti. Saluto e ringrazio come sempre il sottosegretario all'interno Achille Variati. Buongiorno sottosegretario. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Ecco, non la voglio trascinare nella polemica, ma forse ha sentito anche lei le parole di Brugnaro, che ha attaccato frontalmente il Partito Democratico. Su Venezia si gioca una partita comunque fondamentale. Abbiamo visto sabato il Mose che si è finalmente innalzato, ma la partita è fondamentalmente a Venezia, è così, sottosegretario? Io penso che il sindaco Brugnaro, a cui ovviamente faccio gli auguri di buon lavoro, debba pensare a governare Venezia. Lasci perdere le storie del Partito Democratico, lui ha vinto, i veneziani gli hanno dato fiducia, non tutti, però la maggioranza. Lui ha il dovere di rappresentare ora tutti i veneziani, perché questo deve fare il sindaco, guardare ai progetti della città, colloquiare con la regione e con il governo, perché da soli non si combina niente. L'atteggiamento da tribuno serve per una volta, così per dire ci sono, io ho le mie idee, le mie cose, vabbè, i miei programmi, vabbè. L'atteggiamento da tribuno un giorno ci sta, il giorno dopo non ci sta più. Bisogna lavorare seriamente per i problemi di Venezia, che sono molti. Rimaniamo in campo politico solo per un attimo, sottosegretario, che poi passiamo alle questioni più urgenti e forse che interessano maggiormente tutti noi, quindi il nuovo DPCM. Rimaniamo in territorio politico. Ieri ci sono stati nuovi risultati sul fronte dei ballottaggi. Il centrodestra di fatto ha vinto perlomeno in Veneto. Le sfide principali erano a Castelfranco per il Trevigiano, a Portogruaro, a Lonigo. A livello nazionale invece il PD ha fatto una buona performance. Che interpretazione dà a questo dato? Che anche per i ballottaggi nei comuni, così come i risultati precedenti, c'è stato un trascinamento, diciamo, del grande consenso che il presidente Zaia ha avuto in queste elezioni. Praticamente non ha avuto rivali. I veneti si sono fidati di lui, si fidano di lui, hanno grandi aspettative. Lui stesso ha riconosciuto che ora ha una grande responsabilità, perché quando si ottengono tanti voti si ha tanta responsabilità. Punto e a capo. I sindaci che sono stati eletti, abbiamo parlato un minuto fa del sindaco di Venezia, riconfermato, anche i sindaci di Portogruaro piuttosto che di riconfermato il sindaco di Castelfranco Veneto, dovranno darsi da fare per i rispettivi territori. Non è un discorso buonista il mio è il discorso di amministratore agli amministratori. Io ho fatto il sindaco per anni e non ho mai guardato i colori politici e non ho mai ubbidito agli ordini di partito. Un sindaco non è il capo di un partito, il sindaco è il primo cittadino di una città e si deve dedicare ai problemi della città e fare patti anche col diavolo se serve, pur di risolvere i problemi della città. Io mi aspetto che la classe dirigente amministrativa che è uscita da queste elezioni faccia questo. Nel frattempo la politica rifletterà sul futuro, come è giusto che sia, perché Dio ci scampi, vero, dal pensiero unico, da un unico personaggio che fa tutto, che è il salvatore della patria. Non ci servono salvatori della patria, ci servono tante persone che con buona volontà, con spirito, diciamo, di sacrificio anche, perché questo viene chiesto soprattutto ai sindaci, portino avanti i problemi dei loro territori. E noi, io almeno, con tutta la mia storia passata di amministratore, non posso che dare e non potrò che non dare la mano e cercare di aiutare i problemi del nostro territorio. Ecco, sottosegretario, lei parla di patto con il diavolo, l'insegna anche della Realpolitik. Il diavolo
È Zaia in questo caso? No, ma per l'amor del cielo, no, non intendevo dire questo. Di volta in volta, quando c'è un problema, se c'è chi ha la possibilità di aiutarti, non guardare i colori politici di quella persona, cerca di stringere un patto con lui. No, ma che Zaia è il personaggio che ha avuto tanto consenso nel Veneto, secondo me, l'ho detto in altre occasioni, lo ribadisco, alcuni problemi strutturali del Veneto sono fermi da tempo, però mi auguro che adesso con questo grande successo si possano anche affrontare quei temi che finora sono stati un po' lì, dall'alta velocità ferroviaria all'alta portualità e all'ambiente che sta avendo dei colpi micidiali, e bisogna, come dire, fondare un grande patto tra la regione e lo Stato a difesa dell'aspetto idrogeologico, ad esempio, del nostro territorio debole veneto, l'inquinamento. Cioè noi abbiamo dei temi forti che non sono le favolette di chissà chi, sono problemi seri che stanno e che toccano la pelle, la salute dei cittadini. Sottosegretario, torniamo a Roma. Gli equilibri politici all'interno dell'esecutivo sono cambiati, ce lo dicono i dati del ballottaggio. 2 settimane fa comunque il Partito Democratico, il centrosinistra, ha tenuto a livello nazionale, mentre abbiamo registrato il crollo del Movimento 5 Stelle. Prova ne è che ieri sera in Consiglio dei Ministri si sono superati i decreti Salvini, che è una battaglia che il Partito Democratico sta portando avanti da lungo tempo. Cosa cambierà? Chiedo a lei, proprio invocando, facendo appello al suo realismo, cosa cambierà nell'accoglienza diffusa, per esempio nei comuni, nella gestione dell'immigrazione sui territori? È un passo in avanti questo? Guardi, è sicuramente un passo in avanti e consegno a chi ci sta ascoltando in questo momento 3 parole: umanità, legalità, sicurezza. Queste 3 parole, umanità, legalità, sicurezza, possono stare insieme o no? Noi pensiamo di sì. Pensiamo che i decreti cosiddetti Salvini in realtà, che erano nati con alcuni obiettivi di contenimento del fenomeno migratorio, in realtà hanno creato dei problemi, perché nel momento in cui un tot di migranti che erano già arrivati nel territorio italiano sono stati cassati fuori dai centri di solidarietà dove erano, e ne abbiamo fatto un popolo di disgraziati che girano per le strade, che non esistono perché sono clandestini, non possono lavorare perché sono clandestini, però devono vivere, devono mangiare, e quindi questa massa di sbandati sta offrendo via via, e abbiamo le prove, una manodopera anche di una certa delinquenza urbana. Allora, questa variazione dei decreti, in che cosa consiste? Lei mi chiede 5 punti. Il primo: chi arriva nel nostro paese e, se ricacciato nel suo immediatamente, dovesse rischiare la vita o trattamenti disumani nel paese d'origine, questo non lo possiamo fare. Trattati internazionali e la nostra stessa Costituzione lo impedisce. Quindi chi effettivamente ha delle ragioni umanitarie alle spalle, di discriminazioni forti, quella persona deve essere, tra virgolette, accolta. Che non c'entrano niente i migranti economici, i tunisini, i marocchini, gli algerini che arrivano e che sono migranti in cerca di lavoro e che purtroppo non potranno ottenere questi permessi di cui ho appena parlato, perché sono rivolti a quelle persone verso i quali i diritti fondamentali nel loro paese sono negati. Parliamo quindi di protezione umanitaria. Sì, e secondo, questi permessi umanitari devono trasformarsi in permessi di lavoro,
perché l'Italia non è il paese del Bengodi dove si mangia e si dorme a sbaffo. L'Italia è un paese fondato sul lavoro, quindi una volta che a loro sarà dato un permesso umanitario si aprono le porte delle possibilità del lavoro. 3. Sono venute meno quelle multe milionarie che non stavano in piedi, su cui c'era stato un rilievo del Presidente della Repubblica nei confronti delle ONG, che però devono rispettare i patti internazionali e le regole internazionali del mare e delle portualità, e l'eventuale sanzione arriverà fino a 50.000 euro. Aspetto importantissimo, io che ho fatto il sindaco negli anni duri, quegli anni là sì, erano gli anni della grande invasione, adesso non c'è nessuna invasione, va bene, è quello che ripristiniamo i piccoli centri di accoglienza, cioè l'accoglienza diffusa. Abbiamo visto che ogni qualvolta mettiamo 100 persone, 200 persone insieme in un'ex caserma, vengono fuori disastri, ovviamente perché nasce tensione, perché far vivere 200 persone una accanto all'altro, insomma, cose che le persone per bene capiscono. Torniamo alle piccole comunità, magari con le cooperative, che ovviamente non si limitino a dare un letto e un piatto di minestra, ma che addirittura insegnino l'italiano, insegnino le nostre regole, cioè vadano verso una logica di accoglienza. E lei pensa, sottosegretario, mi scusi la domanda, lei pensa che i sindaci del territorio, visto che stiamo parlando di accoglienza diffusa, risponderanno positivamente a questa nuova logica? Io lo spero vivamente, perché altrimenti ad un sindaco potrebbe capitare quello che è successo a Treviso, che ti piazzano 100 persone in un ex caserma e gestiscili tu poi quelle 100 persone. Guardi, io nella mia realtà di Vicenza, negli anni durissimi, ero arrivato quasi a 1.000 migranti accolti nella città di Vicenza, ma io li avevo accolti in tutta una serie di piccole strutture da 7-8 che tenevo sotto controllo giorno e notte, e non è successo niente. Quindi un sindaco che dovesse accogliere 5-6 persone in una realtà che lui decide con una cooperativa e con i soldi che gli dà lo Stato, a quella comunità non succede assolutamente niente. Quindi io lo spero che i sindaci si tolgano il cappellino magari di leghista o di salviniano e facciano i sindaci nel vero senso della parola. E infine torna l'iscrizione all'anagrafe comunale per i richiedenti asilo, perché lei sa che solo con l'iscrizione all'anagrafe uno matura i diritti, ad esempio, della salvaguardia sanitaria, e noi non possiamo avere centinaia o migliaia di persone senza assistenza sanitaria, tanto più in epoca di Covid. Queste sono le novità principali. Grazie per la sintesi e la chiarezza, sottosegretario. Poi c'è tutto l'altro tema che ci riguarda tutti indistintamente, quello delle mascherine. Prima abbiamo sentito alcuni stralci dell'intervento del ministro Speranza. Lei ci conferma, si sta andando verso l'obbligo della mascherina all'aperto, sì o no? Sì, si sta andando verso l'obbligo della mascherina all'aperto. E perché? Perché l'Italia, che pure nei primi giorni della pandemia mondiale era tra i primi posti al mondo, se lei si ricorda, tant'è che alcuni paesi tra l'altro speculavano dicendo non andate in Italia perché è il paese dell'infezione, oggi in realtà siamo scesi al 45esimo posto, quindi l'Italia è uno dei paesi tra virgolette più sicuri, però nelle ultime 8 settimane circa abbiamo rilevato una curva, tutti se ne sono accorti perché se ne parla in ogni momento nei media, nella vostra televisione e così via, c'è una salita. Tra l'altro l'età media di coloro che vengono colpiti, contagiati e che si ammalano è scesa a 41 anni. Quindi questa cosa ovviamente ci preoccupa. Morale della favola, davanti alla stagione invernale, autunnale, invernale,
Il fatto di mettere la mascherina all'aperto, salvo che non si sia nella propria automobile con congiunti, salvo che non si sia in bicicletta o in motorino, la mascherina non dovrà essere portata, salvo che io non stia facendo una passeggiata in un viottolo, in una strada, in un bosco dove sono da solo, perché allora non ha senso mettere la mascherina, però nei luoghi all'aperto dove ci sono altre persone mettiamo questa mascherina. Perché? Perché la mascherina ci proteggerà non solo dal Covid, ma vedremo che saranno diminuiti anche le infezioni virali normali, quali il raffreddore, l'influenza ordinaria che può essere confusa con il Covid, e se mi consentite, in epoca, ahimè, di inquinamento delle polveri sottili, ci aiuterà anche a preservare i nostri polmoni dalle polveri sottili durante il periodo invernale. Quindi, se entriamo in questa idea di aiutarci tutti, avremo dei benefici enormi, non lievi, enormi, anche perché, e lo capiamo tutti, penso, una cosa non possiamo fare, un nuovo lockdown, un blocco delle attività. Si era parlato blocchiamo i bar, no, per il momento non blocchiamo proprio un bel niente, perché contiamo che questa idea, diciamo, di far portare la mascherina a tutti anche all'aperto possa proprio aiutare a non dover fare delle iniziative di chiusura che sarebbero terribili nei confronti delle attività economiche interessate. Quindi sì, confermo che ci sarà questo obbligo e sarà su tutto il territorio nazionale e i governatori non potranno bloccarlo, tanto per capirci. Ecco, anche questo è un punto, quindi si ritorna di fatto alla prassi antecedente il 18 di maggio. Sì, nei rapporti diciamo con le regioni. Però sì, nei rapporti con le regioni, d'altra parte anche qui col buon senso, ma non è che uno dice aspetta, io adesso prendo il treno, scendo dove? A Brescia oppure a Desenzano. Allora a Desenzano sta al di là della sponda del lago di Garda, allora a Desenzano ci sono delle regole, a Peschiera che sta in Veneto ci sono altre regole, non si capisce più niente. Se c'è da dire che per un po' di tempo sta mascherina la mettiamo all'aperto, la mettiamo in tutte le realtà italiane, dal sud al nord del paese, no? Perché altrimenti diventa una coriandolata da cui non riusciamo più a capire niente. E, sottosegretario, un'ultima battuta perché mi piacerebbe proprio soffermarmi con lei su questo punto. Ieri sera il Consiglio dei Ministri ha approvato anche la norma cosiddetta Willy contro appunto Sì. questi fenomeni a cui stiamo assistendo anche nel nostro Veneto. Sì, tra l'altro oggi il Consiglio dei Ministri dovrebbe anche varare la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio del 2021, ma è ovvio perché certo, abbiamo i dati che abbiamo ricordato e quindi non siamo fuori. Però contiamo di non dover fare nessuna chiusura, lo torno a ribadire perché non è assolutamente questo nelle intenzioni del governo. Per quanto riguarda le persone che dentro ai luoghi pubblici, agli esercizi pubblici, ai bar, locali notturni e così via, provocano risse che possono coinvolgere, come ahimè è stato, anche persone innocenti, questi disgraziati, perché stiamo parlando di questi, vanno puniti e vanno puniti severamente. Diciamo che per quanto ci riguarda ci dovrà essere una tolleranza zero e questo è stato detto anche ai signori questori nelle varie realtà del nostro paese. I questori che strumento avranno in più? Se una o più persone si sono distinte e denunciate per questi atti di rissa, queste persone verranno interessate da un cosiddetto DASPO, cioè loro non potranno, e sarà scritto esattamente nell'ordinanza del signor Questore, nel bar A, B, C, D, tu non potrai entrare. Non solo non potrai entrare, ma non potrai nemmeno circolare nei pressi di quel bar. Perché? Perché sei una persona che ti sei macchiata di reati. Attenzione, perché nel caso in cui
il tizio, voglio dire, non dovesse rispettare quest'ordine del questore, andrà incontro a una denuncia penale fino a 2 anni di reclusione, e addirittura se le risse dovessero provocare, fare del male serio a persone innocenti, addirittura gli anni per effetto di una revisione del 588 del codice penale possono diventare 6 di carcere, e multe salatissime che potranno arrivare dagli 8 ai 20.000 euro. Quindi queste persone bene che si calmino, che prendano una bella camomilla prima di uscire di casa, perché altrimenti andranno a farsi del male. Loro, non gli altri, loro. Sottosegretario, grazie per tutti questi aggiornamenti e buon lavoro. Grazie ad Achille Variati, sottosegretario all'interno. Per noi adesso c'è la pubblicità, dopo dovremo essere in grado di collegarci con Venezia e con il sindaco Brugnaro, che ci illustrerà la nuova giunta, e poi avremo 2 ospiti in studio, 2 sindaci, il sindaco di Silea e quello di Zero Branco. A dopo.